Una nuova disputa si sta preparando sulla scena internazionale. E il protagonista di questa storia è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un altro aggiornamento direttamente dal dietro le quinte del Napoli, dove stanno per essere prese decisioni cruciali. E prima di rivelare tutti i dettagli sul futuro dell'attaccante nigeriano, lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate la campana. Perché ciò che sta accadendo ora potrebbe cambiare il destino del club nelle prossime stagioni. Oggi Osimhen si trova esattamente dove nessun giocatore vorrebbe essere, a un bivio pericoloso. Tra due offerte milionarie e una dirigenza che non vuole rinunciare a un centesimo. Dopo una stagione al Galatasaray, tutto indica che Osimhen non tornerà a indossare la maglia del Napoli. Il club turco ha già chiarito che vuole tenerlo a tutti i costi, arrivando a preparare un'offerta generosa. 15 milioni di euro a stagione. Ma nel frattempo, l'Al Hilal, dell'Arabia Saudita, entra in campo con tutta la sua forza, disposto a raddoppiare tale cifra. Stiamo parlando di una proposta assurda. 30 milioni di euro all'anno per assicurarsi l'attaccante nella propria rosa. La lotta è tra giganti, ma c'è una barriera che nessuno dei due club potrà ignorare. La clausola rescissoria stipulata da Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha chiarito fin dall'inizio: chi vuole Osimhen dovrà pagare i 75 milioni di euro della clausola contrattuale. Non ci saranno sconti, indipendentemente dall'entità dell'offerta salariale. Il Napoli è concentrato sulla raccolta di fondi per dare ad Antonio Conte il budget che ha richiesto per mettere insieme una squadra competitiva, soprattutto ora che l'arrivo di Kevin De Bruyne è prossimo a diventare realtà. Il piano è chiaro: vendere bene per comprare meglio. E Osimhen, in questo contesto, è la chiave che può sbloccare tutta la pianificazione del club napoletano per la stagione. Con il tempo che stringe per i club interessati, la pressione aumenta dietro le quinte. Il Galatasaray cerca di convincere il giocatore con stabilità e continuità nel calcio europeo. L'Al Hilal, invece, punta in alto, offrendo cifre che potrebbero cambiare completamente la vita del nigeriano e della sua famiglia. La decisione finale non è ancora stata presa, ma quello che si sa è che De Laurentiis lo lascerà andare solo dietro pagamento dell'intero importo. L'aspettativa è di incassare almeno 70 milioni netti dall'operazione, somma che dovrebbe essere reinvestita immediatamente nella rosa. E ora voglio sentire la tua opinione, tifoso napoletano. Pensi che il Napoli debba vendere Osimhen adesso o cercare di trattenerlo per un'altra stagione, nonostante le cifre astronomiche? Commenta qui sotto e dici anche da quale città ci stai guardando. La tua partecipazione è molto importante. E, naturalmente, se ti è piaciuta questa analisi, lascia un super grazie qui sul canale per continuare a rafforzare il nostro lavoro. Alla prossima!